Buongiorno a tutti, buongiorno da Paolo De Castro. Come vedete dal Parlamento europeo di Bruxelles non posso essere con voi questa mattina a Venezia a parlare di politica agricola, di novità europee, ma ci tenevo a dire la mia e dare anche un contributo di discussione all'incontro sul partenariato dello sviluppo rurale per la Regione Veneto. Le novità sono molte, come sapete siamo in pieno negoziato Omnibus, stiamo per concludere con il prossimo e ultimo trilogo che si terrà il 12 di ottobre e ci auguriamo davvero che si possa arrivare ad un negoziato positivo per le tante novità introdotte dal Parlamento europeo. Parliamo di semplificazione, del greening, parliamo di gestione del rischio, parliamo di strumenti di mercato per rendere più forti, più competitive le nostre organizzazioni di produttori e le nostre cooperative. Le novità sono molte, ma naturalmente il dibattito dell'Omnibus si inserisce nel più ampio dibattito che riguarda la riforma della politica agricola comune futura, post 2020, del quale c'è stato, come voi stesso avete ricordato, questa grande partecipazione pubblica alla richiesta che il commissario Filogan ha fatto a tutti i cittadini, ONG, mondo dei consumatori e naturalmente gli agricoltori. Questo grande dibattito pubblico ha sicuramente mostrato un grande interesse, la politica agricola comune rimane una delle più importanti politiche dell'Unione Europea e noi ovviamente qui al Parlamento lavoreremo perché continui ad avere un bilancio robusto, un bilancio importante e anche se la Brexit, l'uscita del Regno Unito porterà delle difficoltà finanziarie, non vogliamo che queste difficoltà finanziarie, che questi tagli ricadano sulla politica agricola comune, ci batteremo per questo. Le novità in prospettiva certamente riguardano i sistemi di gestione del rischio, cioè come in sostanza riuscire ad aiutare gli agricoltori a vivere in un'epoca di incertezza. La volatilità dei prezzi, lo ha dimostrato, i mercati volatili rendono assai volatile anche il reddito delle aziende agricole con grosse difficoltà, come abbiamo visto con la recente crisi del settore lattiero-caseario, nei momenti in cui il prezzo dei prodotti agricoli, in questo caso del latte, scende sotto una soglia insostenibile per gli agricoltori. Come fare a gestire? Qualche passo avanti lo stiamo già introducendo nel regolamento Omnibus e io mi auguro di poterlo vedere quindi finalmente applicato nel regolamento base dal 1 gennaio del 2018, ma in prospettiva il dibattito sarà molto incentrato su questo. Abbiamo bisogno di un forte primo pilastro di aiuti diretti o vedere un primo pilastro che dia una mano agli agricoltori per gestire meglio il rischio, che dia una mano alle imprese agricole per affrontare il mercato in modo più competitivo e soprattutto più capaci di gestire una globalizzazione che le vede sempre più in pericolo competitivo nei grandi mercati. Ecco, questi sono i grandi temi, come il grande tema naturalmente è quello dell'innovazione, della ricerca, di come mettere insieme un sistema che supporti il mondo dell'agricoltura e dell'agroalimentare in un'opportunità che il mercato internazionale ci dà, ma che spesso vede le nostre imprese in difficoltà competitiva anche con altre realtà che hanno ben altri costi di produzione. Per questo il tema della qualità, della tutela della qualità, degli elementi distintivi che caratterizzano il nostro sistema agroalimentare rimangono temi centrali della politica europea e anche la tutela e la difesa delle nostre indicazioni geografiche è oggi uno dei primi punti che viene sempre messo al centro di ogni dibattito e di ogni negoziato internazionale. Naturalmente il nostro Paese si distingue in questa battaglia, in questa sfida internazionale con una crescita di export straordinario, anche quest'anno abbiamo registrato e si chiuderà probabilmente il 2017 con un ulteriore importante aumento. Ci auguriamo che a questo aumento di presenza dei nostri prodotti agroalimentari all'estero ci sia dietro un sistema agroalimentare sempre più coeso, sempre più ben organizzato dal punto di vista commerciale, tale da rendere poi possibili redditi per le aziende agricole tali da mantenerle non solo in vita ma da crescere e prosperare. I temi quindi sono importanti, la PAC rimane una politica straordinariamente utile per il nostro mondo agroalimentare e noi ci auguriamo di renderla un po' più semplice, un po' meno burocratica e soprattutto di arricchirla di una strumentazione più efficace ai tempi che corrono. Ecco, poche battute, ma volevo esserci, augurarvi buon lavoro e sperando di vederci presto in Regione per riprendere questi dibattiti e guardare ancora una volta al futuro
della nostra politica agricola comune. Un arrivederci e un grazie da Paolo De Castro dal Parlamento europeo.